ti chiami? Carlandri. E tu come ti chiami? Leandro. Buongiorno Leandro e Carlandri. Giochiamo un poco con Pulito? Sì. Allora, qui ci sono tutti i panni di Pulito e tutti i affari di scuola. Gli scarpi verdi, la camicia turchina, i pantaloni rosa, il cappello giallo, la cartina, il quaderno. Carlandri, fammi vedere gli scarpi. No, questi qui. Di che colori sono? Verde. Mettili in piedi. Bravo. Leandro, mi mostri i suoi pantaloni. Di che colori sono? Rosa. Rosa. Mettili in gambi. Mi mostri la sua camicia. Di che colori è? Turchina. Mettila a Pulito. Leandro, mi mostri il suo capello. Di che colori è? Giallo. Giallo. Mettilo sul suo capo. Bravo. Pulito va a scuola di noi. Sì. Yeah? E cinesino lui. Chi è? A cartina. Chi è? O quaderno. A che serve il quaderno? A scrivere. Poi dopo Pulito mette il suo quaderno dentro la cartina e va a scuola. Sì. Va ricordate di nomi di suoi panni. Chi sono? Gli scarpi. E di che colori sono, Leandro? Giallo. Chi è Carlandri? Una camicia. Di che colori è, Leandro? Rosa. Chi sono, Leandro? Un pantalone. Di che colori sono, Carlandri? Verde. Chi è Carlandri? Un cappello. Di che colori è, Leandro? Turchino. Turchino, bravo. Pulito ha una canzonetta di noi. A cantiamo. Si avevi il capello che babà mi aveva dato. Si avevi il capello che babà mi aveva dato. Il capello un po' galto, a camicia un po' garrosa, a camicia un po' garrosa. I pantaloni sono verdi, i pantaloni sono verdi. I scarpini sono belli gialli, i scarpini sono belli gialli, e l'anellina c'ha occhi belli, vestita di opera, tutti belli, vestita di Pulito. È bello così, può andare a scuola per imparare con la sua maestra. Awa, nostro io che compio, ritroveremo Pulito a un altro tempo. Dite avete. Avete o Pulito. Avete o Pulito. Avete. Si avevi il capello che babà mi aveva dato. Si avevi il capello che babà mi aveva dato. Il capello un po' gatto, a camicia un